Bentornati a tutti su Highway Italia, nuovo video della serie 4K, in questo momento a Savona, area di servizio Aurelia. Destinazione finale del viaggio di oggi, Alessandria. Più precisamente, il video di oggi terminerà all'area di servizio Bormida Est sull'autostrada A26 dei Trafori. Percorreremo insieme il tratto dell'autostrada A10 dei Fiori tra Savona e Genova Voltri, allacciamento A26 e quindi autostrada A26 Genova Voltri Alessandria. Servizio Aurelia è fuori dalla rete a pedaggio. Infatti adesso siamo al casello di Savona. E seguiamo direzione Genova. Siamo in entrata nella complanare di Savona. Restringimento della complanare e immissione nella carreggiata principale. Autostrada dei Fiori A10 Genova Ventimiglia, direzione Genova. Stiamo percorrendo il chilometro 43. Mancano poco più di 30 chilometri all'allacciamento con l'autostrada dei Trafori A26. Galleria Bricco 104 metri. Rio Bricco Molinaro. Prossima uscita Albisola 6 km. Viadotto Rio Galletto 129 metri. Siamo nella percorrenza del 41esimo chilometro, l'autostrada dei Fiori A10, chilometrica decrescente viaggiando verso Genova. L'autostrada è lunga all'incirca 150 km, si estende da Genova sino al confine di Stato con la Francia, subito dopo Ventimiglia. Le ore, mentre entriamo nella galleria Le Timbro, ore 16:27. Oggi è sabato 4 giugno 2022, la temperatura esterna in questo momento è di 30 gradi centigradi. Galleria artificiale San Giuseppe. Galleria Aranco.
passaggio variabile segnala cantiere al chilometro 35, mentre entriamo nella galleria termine 225 metri. Galleria Monte Ossasco. La gestione dell'autostrada A10 nel tratto tra Genova e Savona e di Autostrade per l'Italia, mentre nel tratto tra Savona e Ventimiglia della Società Autostrada dei Fiori SPA del gruppo Gavio. Avvicinamento uscita Albisola. Viadotto San Sobbio, viadotto Rio Vasco, uscita Albisola sulla destra. Allargamento della carreggiata a 3 corsie, limite 110 km orari. Stato segnalato cantiere tra circa 500 metri, diminuzione del limite di velocità. Galleria Pecorile 191 metri, tanto la segnaletica di cantiere preavvisa la chiusura della corsia di sinistra. Galleria Arma, viadotto Arma, viadotto Lorio 148 metri, Galleria Terrizza. Avvicinamento uscita Celle Ligure tra poco più di 1,5 km. Viadotto Casanova. Galleria Casanova, viadotto Rio Santa 342 metri. Sempre nell'area di cantiere abbiamo uno spostamento, separazione delle 2 corsie, rimaniamo sulla sinistra. Mentre attraversiamo il viadotto Costa, chi dovesse uscire per Celle Ligure in avvicinamento sulla destra avrebbe dovuto mantenere la corsia di destra. Uscita Celle Ligure, fine area cantiere. Si prosegue sempre su 3 corsie, mentre lasciamo il chilometro 32. Mancano ormai 18 km all'allacciamento con l'autostrada dei Trafori A26. Viadotto Cucco, viadotto Pianello, Galleria Boschetto, Galleria Don Bosco 442 metri. Limite di velocità 90 km/h, 60 per i mezzi pesanti con divieto di sorpasso. Viadotto Teiro, curva abbastanza stretta, non esageratamente, però sufficientemente da
dover prestare particolare attenzione viadotto a Rocco, nel territorio comunale di Varazze. Ci dobbiamo spostare attraversando tutta la carreggiata per effettuare questo sorpasso. I veicoli in corsia centrale, mancano meno di 2 km, la prossima uscita Varazze. Viadotto Mola, nel messaggio variabile ci avvisa di un nuovo cantiere tra qualche chilometro mentre ci avviciniamo all'uscita Varazze. Prossima area di servizio Piani di Ivrea, 1,5 km. Spostiamo, lasciamo la corsia di sinistra che sarà chiusa tra 100 metri. Veicolo cassonato che dovrebbe spostarsi sulla corsia di destra. Tanto sulla destra area di servizio Piani di Ivrea Sud. Adesso nel chilometro 25. Fine area cantiere. Viadotto Portigliolo. Di velocità 110 km/h, 70 per i mezzi pesanti con massa superiore alle 12 tonnellate. Viadotto arresto, galleria arresto. Siamo di fatto passati nella città metropolitana di Genova. Prossima uscita Arenzano, 3 km. Mancano 11 km all'allacciamento con l'autostrada A26. Galleria Cogoleto. Tanto abbiamo uno svizzero ben equipaggiato. Il chilometro 22, entriamo nel chilometro 21. Galleria Lerone, 350 metri. Viadotto Lerone. Avvicinamento uscita Arenzano, Galleria Colletta. Uscita Arenzano sulla destra. Infatti possiamo considerare convenzionalmente l'uscita Arenzano la
la prima uscita, o meglio l'ultima considerando questo senso di percorrenza, della riviera di Ponente. Quindi di fatto con l'allacciamento della A26 presso Genova Voltri termina la riviera di Ponente. Tanto siamo entrati in una nuova area di cantiere, segnalato flesso delle due corsie di marcia attive a sinistra. Gallerie Castello 2 e Castello 1 termina l'area di cantiere, viadotto Cantarena. Mancano poco più di 5 km all'allacciamento con la A26. Viadotto Bicocca 2, Galleria Terrarossa 2. Segnalata ulteriore area di cantiere tra 200 metri, chiusura della corsia di destra, riduzione a 2 corsie, viadotto Egua. Viadotto Lupara. Osservate sulla sinistra la carreggiata nella direzione opposta. Viadotto Frana. Viadotto Vesima. Entriamo nel chilometro 15. Viadotto Celliera. Carreggiata della A10 in direzione est, piuttosto tortuosa, molto di più della carreggiata in direzione ovest nel tratto Savona-Genova. Poco più di 2 km all'allacciamento dell'autostrada A26. Stiamo avvicinando al bivio l'autostrada A26, per quanto l'autostrada A10 prosegua verso Genova per poter uscire e prendere quindi l'autostrada A26. Si resta sulla sinistra della carreggiata, Galleria Crevaro. Quindi per proseguire verso Genova, sostanzialmente al bivio, bisogna rimanere sulla destra. Segnaletica verticale di preavviso e preincanalamento. A26, itinerario consigliato anche in direzione Milano tramite il raccordo Predosa Bettole A26 A7. Viadotto Cerusa, ultimo viadotto di oggi sulla A10. Svincoliamo Galleria Villa Tascara, nell'area di svincolo e di allacciamento con l'autostrada A26 dei Trafori, la cui competenza è di fatto già iniziata. Autostrada A26 dei Trafori, direzione Gravellona Toce.
chilometro 1. Prossima uscita Masone. Presenti solamente 2 uscite nel tratto appenninico, ovvero Masone e Ovada. Galleria Pero Grosso, segnalato già il primo cantiere tra 700 metri. Purtroppo la autostrada A26 è un'autostrada, soprattutto dopo il cedimento del vecchio viadotto Polcevera, autostrada sottoposta a lavori di manutenzione estremamente invasivi. Galleria Manfreda, se osservate il tracciato della A26 osserverete in corrispondenza del punto che stiamo percorrendo un gomito ben visibile, realizzato appunto per poter permettere soprattutto ai mezzi pesanti di poter guadagnare quota e elevazione. Viadotto Cerusa secondo. Galleria Monacchi. Infatti il territorio ligure è caratterizzato da un dislivello molto ampio tra il livello del mare e le montagne, che bisogna affrontare in maniera piuttosto ripida. Quindi la A26 ricorre a questo gomito molto ampio, mentre ad esempio l'autostrada A6 Torino-Savona nella carreggiata sud, che è la carreggiata più vecchia, ricorre all'unica curva elicoidale della rete autostradale italiana. Ancora nella percorrenza del gomito, viadotto Canaletta. Stiamo guadagnando quota in maniera piuttosto rapida. Galleria Casa della Volpe, sempre nell'area comunale di Genova. Mentre arriviamo al chilometro 6, mancano 8 chilometri, la prossima uscita Masone. Area di servizio Turchino Est sulla destra. Abbiamo terminato il gomito, che ci ha permesso di guadagnare quota per poter affrontare poi il valico del Turchino, che permette di varcare gli Appennini tra Liguria e Piemonte. Galleria Massimo Risso. Galleria Rinasso. Mentre ci avviciniamo, nuova area di cantiere, sempre chiusura della corsia di sinistra. Territorio comunale di Mele. Viadotto Fado. Viadotto Pecetti. Galleria del Turchino, 969 metri.
Tanto segnalato tra Masone e Ovada il divieto di transito per mezzi con altezza superiore ai 4,30 metri. E di fatto abbiamo raggiunto il valico appenninico dell'autostrada A26, valico del Turchino, viadotto San Pietro. Territorio comunale di Masone. Galleria del Busa. Galleria Pietraguzza. Galleria Bertè, 893 metri. Tracciato della A26, a differenza del tracciato della A7, della A6 e anche della A15, un tracciato di per sé più moderno, quindi che privilegia lo sviluppo in galleria. Sapete anche che è una carreggiata continua a 3 corsie, anche se comunque di fatto è assente la corsia di emergenza in numerosi tratti. È appunto detta autostrada dei trafori. Tanto uscita Masone sulla destra, ultima uscita in territorio ligure. Siamo al chilometro 14, prossima uscita Ovada tra poco più di 15 km. Varco Tutor. E proseguiamo verso nord. Detta appunto autostrada dei trafori perché si sviluppa nel tratto appenninico prevalentemente in galleria, così pure nel tratto più a nord, nei pressi del Lago Maggiore verso Gravellona Toce, dove appunto sono presenti numerosi trafori. Quindi un'autostrada che lungo il suo tracciato incontra, mentre transitiamo sul viadotto Palinara, sia gli Appennini sia le Alpi, sia anche un tratto pianeggiante tra Alessandria e l'allacciamento e l'autostrada A4. Galleria Garret, viadotto V0. Territorio comunale di Campo Ligure. Siamo nella Liguria più interna. Galleria Campasso. Mancano 12,5 km alla prossima uscita Ovada. Viadotto Schiapparape. Viadotto Pegnina, prossima area di servizio Stura tra 7 km. Galleria Anzema. Segnalata nuova area di cantiere, abbiamo sempre la chiusura della corsia di sinistra, viadotto Biscione. Area di parcheggio Anzema sulla destra. Abbiamo il limite sempre i 110 km/h, in realtà non in vigore in quanto siamo in area di cantiere. Galleria del Poggio, 455 metri.
parcheggio Broglio sulla destra, Galleria Broglio. Galleria Castello 501 metri. Territorio comunale di Rossiglione. Viadotto Gargassa. Galleria Montà 749 metri. Abbiamo veicoli che sorpassano nonostante la segnaletica di cantiere e le linee orizzontali continue, sorpassi che ovviamente determinano piccole instabilità nella velocità di crociera. Arriviamo al confine, lasciamo la Liguria, mentre entriamo nella Galleria Rocca d'Arme e la città metropolitana di Genova, per entrare nella regione Piemonte, in particolare in provincia di Alessandria. Tra un po', mentre transitiamo su questo viadotto di cui non ricordo il nome, ho presente che non è sempre presente la segnaletica verticale che indica appunto lunghezza e nome delle opere. Tanto sulla destra area di servizio Stura Est. Siamo nel territorio comunale di Belforte Monferrato. Numero 26, mancano 3,5 km all'uscita di Ovada. Viadotto Stura Quarto. Galleria Ciutti. Tanto nuova area di cantiere tra 700 metri, sempre la chiusura della corsia di sorpasso. Area di parcheggio Betulle Est sulla destra. Dopo Ovada, uscita successiva Alessandria Sud, dopo ben 30 km, anche se prima della stessa è presente l'allacciamento con il raccordo A26 A7. Col viadotto Ciutti, Galleria 720, entriamo nel chilometro 29 in avvicinamento uscita Ovada. Ovada sulla destra. Territorio comunale di Belforte Monferrato, chilometro 30, prossima uscita Alessandria tra 29 km. Viadotto Ferrato. In questo momento territorio comunale di Ovada. Galleria del Tagliolo 464 metri, area di cantiere tra circa 500 metri, chiusura della corsia di sinistra. Area di parcheggio Tagliolo Est sulla destra.
servizio tra poco più di 20 km, Bormida Est, viadotto Baudassina, Bormida Est, in corrispondenza della quale finirà il video di oggi nei pressi appunto di Alessandria. Città di Alessandria che sorge sulla confluenza di due fiumi, viadotto Gioga, ovvero il Tanaro e il Bormida. Bormida più precisamente affluisce nel Tanaro, il quale a sua volta affluisce nel Po. Entrambi fiumi appenninici, affluenti di destra del fiume Po, il Tanaro perlomeno. Chilometro 34, mancano 11 km all'allacciamento con il raccordo Predosa-Bettole, raccordo A26-A7, viadotto Orba 654 metri, raccordo A26-A7 permette di riallacciarsi all'autostrada dei Giovi A7, proseguire quindi in direzione Milano, ma anche di prendere più agevolmente la A21 in direzione Piacenza, area di parcheggio San Carlo. Ovviamente, specialmente in direzione sud, è preferibile il valico del Turchino attraverso la A26 piuttosto che il valico dei Giovi attraverso la A7, quanto i tempi di percorrenza sono praticamente dimezzati. Chilometro 37. Potete osservare di fatto terminata la zona più montuosa degli Appennini, ormai la carreggiata è diventata pressoché pianeggiante. Al chilometro 40, mancano 19 chilometri ad Alessandria. Territorio comunale di Capriata d'Orba. Mancano 4 chilometri all'allacciamento con il raccordo A26-A4, scusate, A26-A7. Raccordo A26-A4 invece sarebbe il raccordo Vercelli-Santiago. Una volta faceva parte del percorso originale dell'autostrada A26, successivamente prolungata sino a Gravellona Tocia. Territorio comunale di Predosa.
indicazioni sulla destra. Possibile raggiungere l'autostrada A7 dei Giovi Milano-Genova. Tanto area di cantiere con la chiusura della corsia, la terza corsia di sinistra, bivio, il raccordo A26 A7. Proseguiamo sull'autostrada A26, quasi alla fine del video di oggi, infatti non manca molto. L'area di servizio Bormida Est, in prossimità della città di Alessandria. Chilometro 43, prossima uscita Alessandria, sud 13 km. Area di cantiere, siamo arrivati a tutti gli effetti in pianura. L'aspetto dell'autostrada è cambiato decisamente. Autostrada A26, nel suo tratto pianeggiante tra Alessandria e l'allacciamento con la A4, si sviluppa su 3 corsie. È una delle autostrade su cui è più piacevole viaggiare, in quanto il flusso di traffico è sempre piuttosto limitato nel tratto pianeggiante e la carreggiata è molto ampia. Lo stesso non si può dire del tratto appenninico, cui specialmente l'estate scorsa è stato un travaglio per molti vacanzieri che si recavano in Liguria. Addirittura era quasi preferibile optare per la viabilità delle strade statali, ad esempio attraverso Acquiterme, per raggiungere il ponente ligure provenendo da Alessandria, mentre arriviamo in questo momento al chilometro 50. Mancano 9 km ad Alessandria Sud, ma siamo ormai in prossimità dell'area di servizio Bormida Est, termine del video di oggi. Mancano 1500 metri all'area di servizio Bormida Est, territorio comunale di Castel Spina. Territorio comunale di Castellazzo Bormida. Area di servizio Bormida Est sulla destra. Ringrazio come sempre tutti voi per la visione anche di questo video. Ci vediamo prossimamente per nuove percorrenze sulla rete autostradale italiana e non solo. Come sempre ricordate, drive safe.